Io quel vestito non lo metto più, mi fa sembrare una donna facile. E me l'hai detto anche tu, e poi non voglio andarmela a cercare. Cara sorella di Kabul, ti hanno vietato di studiare. Speri in qualcosa lassù, ma aerei non vedi più atterrare. Da un po' io non lavoro più, ho smesso di insegnare, mi son dovuta licenziare. Ora che ci abbiamo 2 figli, mi ha detto qualcuno, ci dovrà pur badare e fare la brava bambina, giocare con la mia cucina. Io voglio giocare con la pistola e tu la punti sulla mia autostima. Regarde-moi, io brucio come benzina e mia la mia libertà è ciò che mi tiene in vita. Regarde-toi, metti in bocca su ogni mia rima, la scrivo io la mia realtà, non ho mai chiesto la tua stima. Faresti più carriera se facessi un porno. Hai fatto molte views perché tu mostri il corpo. Se lo fai tu a fare la gruppi non supporto. Tu non sei un uomo, lo fai per giocare sporco. Da donna nel rap tu c'hai più chance, vieni in studio da me, lavoriamo e poi dormi qua. Penso dovresti aprirti un OnlyFans, non essere un cliché ma reagire meglio alle avance. E tu Smetti di vestirti da uomo, dove ho sbagliato perché tu ami una donna. Mi raccomando che non si sappia al lavoro, lo sai che qui la gente non è ancora pronta. E perché noi donne non dovremmo indossare nulla di scollato o attillato? Per paura di incorrere in qualche uomo malintenzionato? No, questo non dovrebbe accadere, perché quando una donna viene stuprata, la colpa è sempre dello stupratore. Bisogna considerare infatti che sono vittime di stupro anche bambine che magari erano appena uscite da un edificio scolastico e avevano addosso il tipico grembiule delle scuole elementari o addirittura materne. Questo dimostra che il problema non è l'abbigliamento della vittima, ma le condizioni psicologiche del carnefice. L'abbigliamento è uno dei mezzi attraverso il quale ci possiamo esprimere e questa espressione di sé dovrebbe avvenire liberamente, senza alcuna restrizione. Sono del parere, infatti, che i vestiti non abbiano genere e che tutti, indipendentemente e indistintamente dal proprio sesso e orientamento sessuale, possano scegliere di indossare qualsiasi cosa vogliano. Chi ha stabilito che lo smoking sia un capo d'abbigliamento maschile e la gonna uno femminile e secondo quale criterio? Un'affermazione del genere non ha alcun senso perché non è basata su nessun concetto logico o scientifico. L'apparenza non fa la persona, uomini e donne hanno la libertà di scegliere cosa fare del proprio corpo. Una donna, per essere presa sul serio, non deve vestire come un uomo, ma deve far valere la sua intelligenza e le sue doti. Questo vale anche per un uomo. L'uomo, per essere dichiarato tale, non deve mostrare la sua virilità, tantomeno non deve vestire da uomo. Un altro pensiero della società è che il rosa è il colore per le femmine e il blu per i maschi, ma io sono d'accordo sul fatto che in ognuno di noi ci sia un po' di blu e un po' di rosa, perché in noi esiste, secondo me, sia una parte femminile sia una parte maschile. Nel 2021 una donna, una ragazza non può ancora vestirsi come vuole. Mamma mia che lunga quella gonna, sembri una vecchia. Dove credi di andare con quella gonna? È cortissima. Questi pantaloni sono troppo aderenti. Perché ti vesti con cose oversize? Sei una femmina. Vestiti da femmina. Troppo scollata. Sembri una prostituta. Non fare la santa. Non ti trucchi mai. Sempre con tutto questo trucco. Ma chi ti credi di essere? La donna è sempre stata sessualizzata. Quello che si indossa dovrebbe essere adatto all'occasione. Per esempio, se si dovesse andare a un colloquio di lavoro, non ci si vestirebbe come se si dovesse andare al mare. E poi, se non si è sicuri, di cosa sia più adeguato? La cosa importante è usare il buon senso evitando gli estremi. Mi vesto quindi in modo appropriato alla situazione. Dio disapprova i modi di vestire che non permettono di distinguere un uomo da una donna. Se solo fosse così semplice, se solo potessimo mettere fine allo stupro semplicemente cambiandoci d'abito.
Una mia professoressa ha dato della poco di buono ad una mia compagna perché le si intravedeva un filetto di pancia. La mia professoressa di educazione fisica ha esplicitamente detto che si rifiutava di farci fare educazione fisica, poiché l'abbigliamento sportivo di noi ragazze potrebbe attirare l'attenzione di qualche ragazzo. La scuola è dove noi trascorriamo la maggior parte del tempo, quindi dovrebbe essere un posto dove dovremmo sentirci a nostro agio ed esprimere la nostra personalità con l'abbigliamento, che a parer mio è fondamentale per esprimere noi stessi. Non devo essere io a sentirmi in imbarazzo per qualcosa di un corto o un po' di trucchi in più. Non devo essere io a tornare a casa con la paura che qualcuno possa farmi qualcosa, perché ora più si va avanti e più si torna indietro e noi donne rischiamo sempre di essere violentate anche con dei pantaloni larghi o una felpa lunghissima. E soprattutto, non devo essere io a mostrarmi per quello che sono e a nascondere la mia femminilità. Nessun bambino nasce con pregiudizi, la sua mentalità si forma in base agli insegnamenti che gli si danno e alle esperienze. Penso che i vestiti, quando necessario, possono essere dei potenti strumenti di comunicazione, trasmettono messaggi al nostro posto, ispirano certi comportamenti, condizionano fortemente la percezione che gli altri hanno di noi. La consapevolezza nel momento in cui si sceglie il proprio abbigliamento, a mio parere, è presente ma condizionata dalle situazioni e in parte dall'umore. Tuttavia, la dimostrazione di identità delle donne viene spesso fraintesa. Non è l'abito che conta, ma il significato che gli danno. Rimanendo ovviamente nella decenza, dovresti venire vestito come vuoi. Il periodo della scuola è il periodo in cui maggiormente inizi ad esprimere te stesso e sentirti obbligato a non mettere dei pantaloni leggermente strappati, a non truccarsi come si vuole o anche solo a colorarsi i capelli o farsi le unghie, perché magari la preside è rimasta nel 1800, non ti rende libero. Mi viene una rabbia ogni volta che sento frasi come «devi venire con le spalle e l'ombelico coperto a scuola» e senza troppe scollature. I ragazzi si distraggono. L'abbigliamento maschile non viene quasi mai giudicato. Solo nel caso in cui i maschi indossano gonne vengono subito giudicati ed etichettati gay, perché ancora queste cose vengono considerate strane quando non lo sono. Gli eccessi nel modo di apparire di una persona non li condivido. Uno stile troppo appariscente può essere frainteso dagli altri, così come bisogna sempre seguire se stessi e la propria personalità. Non farsi influenzare esageratamente dalle mode, dai gruppi e anche dagli influencer. Essere sempre adatti al contesto in cui ci troviamo e non essere mai fuori luogo. Essere, non apparire. Non sembra tuttavia riduttivo giudicare una persona, un individuo cabalistico come la donna o l'uomo, solamente da ciò che lo ricopre, che lo nasconde o che lo mostra? Potrà mai l'uomo riuscire a giudicare qualcuno in maniera giusta se non riesce a farlo neanche con se stesso? Nessuno ha il diritto e il potere di cambiarci. Ognuno è libero di essere se stesso, soprattutto in una società come la nostra, tesa ormai all'omologazione. La bellezza è riposta nella diversità. È necessario per una coesistenza civile più tollerante, pacifica e sviluppata non parlare più di stereotipi di genere, ma di uguaglianza di genere. Bisogna rompere le catene che ci impediscono di affermare la normalità che risiede in un uomo o in una donna che mostra rispettivamente la propria femminilità o mascolinità. Credo che il modo in cui ci vestiamo dica qualcosa di noi, della nostra personalità e dei nostri bisogni. Ritengo dunque importante la scelta di un abbigliamento che ci rispecchi in modo autentico, a prescindere da quelle che sono le convenzioni. A consentire l'espressione di se stessi tramite gli abiti sono soprattutto i colori. I colori più vivaci come il rosso, il rosa o il giallo solitamente conferiscono passione, allegria, felicità, mentre il nero, il blu o il viola scuro dipingono un'atmosfera molto più cupa e fredda. La scelta degli indumenti riflette l'immagine che abbiamo di noi stessi e come vogliamo apparire agli altri. Infatti, quando si pensa che la funzione dei vestiti sia solo quella di coprirsi o di proteggersi dal freddo, ci si sbaglia, poiché la scelta di un determinato tipo di vestito, o anche semplicemente del colore di esso, condiziona diversi aspetti della propria vita, come il proprio comportamento lavorativo o la propria vita sentimentale, ma rispecchia anche il proprio umore e lo stato d'animo, o può esprimere il desiderio di essere attraente. L'uomo dà troppa importanza all'abbigliamento, nonostante sia solo un insieme di oggetti freddi e impersonali, e chi li indossa ad attribuirgli o no un significato. La verità è che i vestiti, nella maggior parte dei casi, non hanno un particolare significato, rispecchiano i gusti personali che nessuno può permettersi di giudicare o considerare sbagliati. Io penso che ognuno debba vestirsi come più gli piace. Quando compro degli abiti, scelgo quelli che mi fanno sentire a mio agio quando li indosso.
Credo ci sia questo alla base dell'essere alla moda. Se una ragazza sente il bisogno di essere estremamente appariscente, ne ha il diritto e deve essere giudicata solo per quello che è veramente, non per i suoi vestiti. Dobbiamo andare oltre questi stereotipi, per una civiltà migliore. Ognuno di noi, alla vista di una persona sconosciuta, si fa un'idea dell'individuo, dei suoi atteggiamenti, del suo modo di vestire e da come si pone agli altri, ma non sono sicuramente dei pezzi di stoffa a determinare una persona. I modi di vestirsi non indicano per forza il proprio orientamento sessuale, come ad esempio i gender fluid, che si vestono come vogliono ma non si identificano in nessun genere. Detto sinceramente, però, penso che se io dovessi vedere un uomo con il trucco e con vestiti femminili, lo troverei strano, in quanto sono abituato a vedere uomini con abiti maschili e donne con abiti femminili, ma allo stesso tempo questa sensazione di stranezza che ho proviene proprio dal fatto che sono abituato a vedere le persone vestite in quel modo. Ma penso che tra qualche anno, magari, questa visione, non solo la mia, ma anche di quella di tante altre persone, potrebbe cambiare e sarebbe bello. Brava a fare rap per essere una donna. Qui come ad Alcamo sembra Alcatraz, uguale a 50 anni fa. Mi parlano di parità. Non c'è più melodia ma non cambia la melodia se non cantiamo per cambiarvela. Qui come ad Alcamo sembra Alcatraz, uguale a 50 anni fa. Mi parlano di parità. Non c'è più melodia ma non cambia la melodia se non cantiamo per cambiarvela.